Bentrovati a questo nuovo appuntamento con il meteo. Per quanto riguarda il tempo del fine settimana, iniziamo con una mappa alla suolo prevista per domenica che ci fa vedere due cose interessanti. Innanzitutto in pieno oceano abbiamo la risalita di un'alta pressione con la lettera H, tuttavia ancora abbastanza distante dal nostro territorio. Con la lettera L sull'Italia centrale invece abbiamo una bassa pressione. Un po' noi ci troviamo tra questi due fuochi, per cui il tempo risulterà ancora un po' capriccioso nel weekend. Ma andiamo con ordine, iniziamo con sabato dicendo che avremo diverse nubi al mattino che poi saranno seguite nel corso del pomeriggio da precipitazioni che risulteranno localmente a carattere di rovescio e temporale. Tutto passerà poi durante la notte, le temperature non subiranno grossi cambiamenti. Alla volta di domenica ci sarà qualche schiarita al mattino, ma non illudiamoci troppo, perché nel pomeriggio sarà possibile qua e là qualche disturbo, il tutto condito dall'ingresso di aria più fredda tra la serata di domenica e l'inizio della nuova settimana, quindi possiamo ipotizzare un calo delle temperature alla volta di lunedì. Con ora ho detto tutto, auguro a tutti un buon weekend, seppur capriccioso dal punto di vista meteorologico, e se avete tempo e voglia ci vediamo nel prossimo appuntamento.